250 teatri in Veneto, 150 auditorium, abbiamo una rete straordinaria e credo che poi il salto di qualità e il senso di queste giornate, questa è la 6ª giornata che realizziamo, fra l'altro in un ambiente così bellissimo come Villa Contarini, il senso è fare rete, creare sistema, fare un'offerta di qualità ma che in qualche modo copra il Veneto e diventi interessante per noi veneti prima, perché poi io sono partito volutamente dal tema cultura e economia guardando fuori, chi viene a spendere da noi, ma i primi che poi saranno i fruitori veri di questa grande offerta siamo noi, i veneti, perché più riusciamo a essere interessanti per chi spende da fuori, passatemi questa battuta, più offriremo qualità ai nostri veneti. Ecco, questo è il senso di questa giornata, confrontarci, capire dove possiamo crescere e insomma i dati che abbiamo dicono che in questi anni il Veneto è la regione d'Italia col più alto tasso di rapporto tra presenze in sala e cittadini, siamo a 46 presenze in sala su 100, quando la media nazionale è 35, vuol dire che in questi anni siamo anche cresciuti, cioè che il lavoro che facciamo dà risultati. I numeri come sempre parlano più delle parole e quelli snocciolati da Marino Zorzato durante l'appuntamento con le giornate dello spettacolo organizzato quest'anno a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta nell'Alta Padovana confortano nonostante la crisi. Il tema affrontato quest'anno è stato impresa, cultura, spettacolo e il focus era sulla cultura come fattore di sviluppo anche appunto in un momento di recessione. Ex bancarie dovrebbero intervenire attivamente nella gestione dei processi sociali culturali, perché fa parte della loro natura, del loro DNA, occuparsi di cultura e occuparsi strutturalmente di cultura. Consideriamo che sono ancora fra i pochi soggetti che dispongono di risorse, anche se queste risorse sono sensibilmente diminuite, però sono uno dei pochi soggetti che ancora ne hanno. Cultura e Italia spesso non viaggiano di pari passo, si c'è da tagliare si taglia sulla cultura, si considera quasi un accessorio per molti aspetti, è chiaro che cultura vuol dire tantissime cose, ma secondo lei? Questo atteggiamento è un atteggiamento culturale ed è il primo atteggiamento culturale sbagliato, cioè ritenere la cultura come un elemento, una sovrastruttura. Anziché pensare alla cultura come l'unica forza sociale capace di innovare la società, la si emargina in posti assolutamente marginali, assolutamente meno importanti di tutto quello che è l'aspetto economico. La cultura non produce economia, quindi vivendo in una società in cui il riduzionismo economico è totale, la cultura non è più considerata come un elemento fondante.